È friulano il pallone che ha cambiato il calcio. Au, gringos! Il calcio moderno deve dire grazie al Friuli. Il pallone, come lo vediamo oggi, bello, liscio e completamente sferico, è un'invenzione friulana. Non quello odierno, perfezionato negli anni, ma il suo progenitore. Se non proprio made in Friuli, è stato made by friulani, cioè fatto da friulani. Si deve infatti all'emigrazione friulana in Argentina. Il primo si chiamava Antonio Tossolini, nato nel 1900 da genitori immigrati da Pellettano di Tricesimo. Il cognome con la doppia S è un errore di trascrizione. Il secondo si chiamava Luis Romano Polo ed era nato nel 1901 da genitori immigrati da Forni di Sotto. Il terzo invece si chiamava Juan Balbonesi ed era forse di origini piemontesi. Durante il primo mondiale nel 1930 in Uruguay, Polo, ascoltando le cronache delle partite in radio, concordò sull'idea di tagliare il bubone al pallone per lenire le piaghe e rendere il gioco meno doloroso. Il primo problema ad essere risolto fu l'immissione d'aria nella camera con una valvola attraverso un ago. Furono fatte le cuciture interne ridotte anziché quelle esterne. In 6 mesi era nato il nuovo pallone, perfettamente sferico, facilmente gonfiabile e sicuro nella tenuta dell'aria. Era il 1931. Brevettato ogni passaggio del loro operare, gli diedero il nome di Super Bowl.